Assemblea dei delegati della sezione ANA di Udine al Teatro Palamostre per tracciare un bilancio della sezione e ultimare i dettagli della Donata Nazionale degli Alpini che porterà in città circa 500.000 penne nere. Assemblea che ogni anno la sezione tira le somme su quanto è stato fatto durante l'anno precedente. Tra questo, ovviamente, considerato il fatto che a maggio avremo la Donata, si parla anche di questo, si parla per dire dove siamo arrivati, ma più che altro per cercare tutti quei volontari che ci servono. Noi abbiamo provato a fare un po' di conti, sono all'incirca 3.000 volontari, ma 3.000 volontari dobbiamo tener conto che un volontario può fare anche più giornate, quindi nel totale di questi possono venire fuori queste cifre. È una cifra veramente molto importante, ma anche importante la Donata, è importante tutte le persone che arriveranno, quindi dobbiamo cercare di metterli in sicurezza, cercare di gestire al meglio questa adunata che noi ci auguriamo sia memorabile. A fine lavori si è svolta per le vie di Udine la sfilata che ha raggiunto Piazza Libertà, dove è stata deposta una corona al tempietto ai caduti. Presente anche la fanfara sezionale di Vergnacco.